questo ASCO 2025 ci sono state delle novità importanti nell'ambito dell'oncologia gastrointestinale, ci sono stati degli studi presentati che cambieranno la pratica clinica, quindi è stato un ASCO molto importante da questo punto di vista. Uno di questi studi è lo studio Breakwater, uno studio di fase 3 randomizzato che ha arruolato pazienti con carcinoma del colon retto metastatico non precedentemente trattati con mutazioni di BRAF V600E, che sappiamo essere una popolazione di pazienti normalmente con prognosi scarsa, e sono stati trattati con una terapia target in combinazione con la chemioterapia, FOLFOX più encorafenib e cetuximab, oppure encorafenib e cetuximab senza chemioterapia, oppure lo standard of care con una doppietta o tripletta di chemioterapia e l'antivascolare, studio appunto randomizzato 1:1:1. Lo studio ha mostrato è risultato positivo nel suo co-primary endpoint. Già sapevamo della positività dell'overall response rate e adesso si aggiunge la positività anche della progression free survival a favore del trattamento con FOLFOX più encorafenib cetuximab rispetto allo standard of care, e è positiva anche l'endpoint di overall survival che secondary endpoint con una median overall survival sorprendente di 30 mesi rispetto a 15 mesi, quindi che ha raddoppiato proprio la sopravvivenza mediana del trattamento standard of care. Questi dati sicuramente modificheranno la pratica clinica e questa combinazione ha tutto il potenziale per diventare il nuovo trattamento standard per i nostri pazienti. Altro studio importante che è stato presentato è lo studio Destiny Gastric 04, uno studio che ha arruolato pazienti con adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea, ER2 positivi, precedentemente trattati con una linea di chemioterapia associata a trastuzumab, che sono stati randomizzati, in questo è uno studio di fase 3, randomizzati a ricevere trastuzumab deruxtecan o l'allora standard di trattamento seconda linea paclitaxel ramucirumab. Lo studio si è dimostrato positivo nel primary endpoint, l'overall survival, a favore del trattamento con trastuzumab deruxtecan, oltre ad aver aumentato anche la progression free survival e l'overall survival. Questi dati cambieranno la pratica clinica, anche se sappiamo che trastuzumab deruxtecan è già approvato nei pazienti pretrattati con trastuzumab, ma ci dà l'indicazione di trattare assolutamente in seconda linea questi pazienti con questo farmaco, e quindi diventerà proprio la seconda linea standard in questa indicazione.